Condanna unanime, generale, ferma. Tutto il mondo islamico veneto si unisce al dolore del popolo francese per le vittime del vile attentato contro il settimanale satirico Charlie Hebdo. A Padova parla il presidente della sezione giovani dell'associazione Partecipazione e Spiritualità Musulmana. È una cosa atroce che noi condanniamo in tutte le sue forme. Non ha, diciamo, e sinceramente noi non ci sentiamo di dire non facciamo parte, perché quelle persone là proprio non sono con noi e non c'entrano niente con l'Islam. Con altri giovani musulmani, Amin, imprenditore marocchino, è sceso in piazza a fare volantinaggio per spiegare e raccontare la sua religione. Il sindaco Bitonci, con le sue parole, non fa paura. Non è che siamo Bitonci che cambierà Padova o manderà via tutti gli stranieri o gli extracomunitari. Bitonci è uno di passaggio. Noi c'eravamo prima di Bitonci e siamo ancora qui e saremo qui. Italiani e musulmani, il dialogo è possibile, spiega, e le barriere si superano con l'incontro e la conoscenza. Fatti come quelli di Parigi danneggiano soprattutto la comunità islamica, aggiunge da Treviso il vicepresidente della Consulta regionale per l'immigrazione. E davanti a questi episodi siamo in un punto di partenza. Tutto il lavoro nostro viene sprecato con questi barbari, con questi individui. Sotto shock anche la comunità veneziana, che ha ricevuto nelle ultime 24 ore nuove lettere di minacce e da tempo fa i conti con scritte intimidatorie sulle mura del centro islamico. Come persona, come imam di questa comunità islamica, le forze dell'ordine lo sanno benissimo, mi conoscono abbastanza, io l'ho promesso, qualsiasi sospetto, sono la prima persona a vado a informarli.